Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno, sempre in compagnia delle stelle di Radio.0 e Barbanera. Anche in queste ultime giornate del mese di aprile siamo pronti con le ultime novità. Iniziamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, iniziamo da voi. A risvegliarvi dal torpore, oggi fa il suo ingresso la luna. Andamento dinamico, quindi, in direzione di quello che vi piace, senza esitazione e senza sbagliare i tempi. Possibili sorprese comunque, voglia di dare una scossa alla vita di tutti i giorni, ancora un po' troppo monotona per voi. Toro, l'incontro tra Mercurio e Plutone rende la professione e il denaro il fulcro dei vostri pensieri. Un'occasione sospirata e accarezzata rilancia poi la carriera. Astuzia e strategia favoriscono nuovi contatti e appoggi. Avete lavorato di fino e ora i risultati sono ben visibili. Gemelli, soldi e stanchezza rappresentano i banchi di prova della pazienza, ma oggi, grazie a un guizzo di vitalità, si intravede la luce e anche l'uscita dal tunnel. La vostra fortuna, se ancora non l'avevate capito, è nell'innata capacità di cogliere il meglio dal presente e di vivere attimo per attimo. Cancro, vi sentite stonati? Tranquilli, è l'effetto del jet lag, diciamo così. Dopo l'emozionante volo nella stratosfera, la luna oggi vi riporta stabilmente con i piedi per terra. Prendetevi il tempo di cui avete bisogno nel lavoro, non c'è niente di improrogabile, dunque niente fretta. Leone, passiamo a voi. In un periodo di scarsa concentrazione la regola da seguire è poco ma buono. Dedicatevi all'essenziale, a ciò che è davvero importante per voi. La luna in Ariete, focosa ed espansiva, rimette poi al centro le ambizioni e la vostra voglia di emergere. Seguitela. Vergine, lo sentite l'effetto del trigono tra Mercurio e Plutone? Se non lo sentite ancora, lo avvertirete in termini di sicurezza nelle vostre idee. Concretizzatelo in azioni vincenti sul piano finanziario, soprattutto. Sapete di avere molto da dire, a volte l'ostacolo è la timidezza. Esercitatevi quindi, consigliano le stelle, nell'autoespressione. Bilancia, input da cogliere in arrivo dal partner, forse un po' brusco e impaziente, ma mosso da un reale desiderio di vivacizzare e migliorare la vostra routine insieme. Con accortezza e sensibilità poi potrete tessere una strategica rete di alleanze che vi porterà, dritti al vostro scopo. Scorpione, i cambiamenti familiari in atto innervosiscono voi e i vostri cari. Si è innescato il processo di metabolizzazione, ma l'esito non è immediato, dovrete attendere. Acume e capacità di reagire, questa è la chiave per dare risposte venate di ironia a persone non all'altezza della vostra intelligenza. Sagittario, il passaggio della luna in Ariete è proprio quello che ci vuole per un recupero dell'entusiasmo. Approfittatene per fugare le nebbie del dubbio. Organizzati in maniera ottimale, a dir poco, colmerete le lacune della gestione domestica per godere poi naturalmente del tempo libero. Capricorno, che incontro appagante per voi, quello tra Mercurio e Plutone. Il tempo vi sta dando ragione, quanto avete intrapreso in precedenza giunge adesso al termine. Ininfluente invece in giornata la luna in Ariete, siete una roccia di lucidità, buonsenso, tenacia e niente può scalfirvi. Acquario, la vostra attività al momento viaggia tra alti e bassi, ma oggi potete stare tranquilli, non ci saranno imprevisti nella vostra tabella di marcia, tutto filerà liscio. Attirerete però l'attenzione, i riflettori accesi su di voi oscureranno le critiche degli invidiosi rivali. E chiudiamo con i pesci. L'ispirazione per investire bene i vostri recenti guadagni oggi ve la fornisce il trigono tra Mercurio e Plutone, fonte di abilità, fiuto e lungimiranza. Lucidità, comunicativa, abilità in relazioni e trattative, le vostre armi segrete, tutti strumenti per garantirvi la sicurezza economica, non male. Ed è tutto quindi anche oggi dalle nostre stelle. In quanto a novità, a domani ancora per una giornata insieme. Intanto a tutti un buon giovedì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.